quotidianamente. E passeremo da una comunicazione che parla di epoca medievale ad altre che invece parlano della scherma olimpica, della scherma che viene praticata tutti i giorni. Sono suggestioni che possono interessare anche chi non pratica la scherma sportiva, anche se vi assicuro è entusiasmante farlo. Quindi do la parola a Marco Ruboli per la Sala d'Arme Achille Marozzo di Bologna, che ci parlerà della spada a due mani nella scuola medievale italiana. Prego. Salve. Salve a tutti. Allora, due parole solo velocissime per presentare che cos'è l'associazione che io rappresento. La Sala d'Arme Achille Marozzo studia da molto tempo, tramite alcuni suoi membri da più di 20 anni, quelle che sono le tradizioni e più che altro la trattatistica marziale italiana, dal Medioevo al Rinascimento e più recentemente anche per l'epoca classica greca e latina. Per il Medioevo e il Rinascimento abbiamo trattatistica specifica, tecnica, per i greci e i romani purtroppo non più. Questo sarà l'argomento, fra l'altro domani pomeriggio dopo la fine dei nostri lavori ci sarà una presentazione presso il CUS Scherma riguardo a quella che era la scherma dei greci e dei romani comparata a quella del Rinascimento. Oggi sono qui invece a parlarvi di quella che è una tradizione che in Italia è stata molto importante, ed è la tradizione della spada a due mani, che parte con il Medioevo e poi vedremo tramite un veloce excursus dove è arrivata. Allora, vediamo molto rapidamente gli antecedenti storici. Nel mondo classico greco-romano la spada a due mani non si riscontra, e non si riscontra il suo uso. In generale l'arma a due mani non è molto utilizzata, tranne che per cose molto particolari. Si trovano scuri a due mani presso le Amazzoni, si trova il tridente del Reziario, si trovano armi particolari presso i Daci, ma è una cosa molto rara perché il mondo classico predilige l'uso dello scudo, che qui per esempio vediamo contrapposto proprio all'arma a due mani. Troviamo invece tracce di spade a due mani in epoche più antiche dell'epoca classica. Dall'epopea di Gilgamesh si parla di spade del peso di un talento, circa 30-40 kg. Stiamo parlando di semidei, quindi ci vogliono i 2/3 di divinità per maneggiare una cosa di questo genere. Ma potrebbe comunque trattarsi in effetti di una spada a due mani, data l'enfasi sulla consistenza. Vedete sotto la spada del Guadalajara, che è conservata al Museo Archeologico Nazionale a Madrid, che è indubbiamente, notate l'impugnatura, una spada a due mani, anche per peso e dimensioni. Considerate che il bronzo pesa molto di più dell'acciaio, quindi spade anche relativamente corte rispetto a una spada a due mani in acciaio vengono ad avere un peso tale che manovrarle esige due mani. Però il centro della spada a due mani in epoca antica è la civiltà micenea. Vedete qui la ricostruzione di un affresco appunto da Micene. Questa è indubbiamente una spada a due mani, quella che il personaggio a sinistra impugna. E poi dal Museo Archeologico di Atene invece vedete degli esemplari molto consistenti di spade che indubbiamente richiedevano due mani per essere maneggiate. Purtroppo però non abbiamo notizie sufficienti per ipotizzare una tecnica di maneggio. Ecco, ci riportiamo a quello che è quindi dopo il periodo greco-romano, in cui non c'è più traccia della spada a due mani. Anche nell'Alto Medioevo, dopo la caduta dell'impero, troviamo essenzialmente il predominio della spada a una mano accompagnata dallo scudo. Questo anche perché era usata molto in battaglia militarmente, e quindi c'era necessità di poter parare anche i colpi di armi da lancio. Ecco, nel basso medioevo l'armamento difensivo si sviluppa e diventa un armamento tale da obbligare prima a usare a due mani
la spada nata per essere usata a una, e quindi cominciano a trovarsi raffigurazioni di questo tipo, per arrivare in seguito a quella che è una vera e propria spada a due mani, già pensata e prodotta per questo tipo di utilizzo. Questo è sempre in relazione al miglioramento dell'armamento difensivo. In area anglo-francese si comincia a aggiungere eventualmente alla cotta di maglia di ferro delle piastre per le mani e per le gambe. In ambito invece europeo continentale si lavora su quello che è petto dome, quindi vengono creati dei pettorali, spesso da mettere sopra all'usbergo di maglia di ferro. Noi italiani mettiamo insieme le due cose e creiamo l'armatura interamente di piastre, e questo processo viene accompagnato da un sempre maggiore utilizzo della spada a due mani, sia in guerra sia anche in ambito di duello giudiziario. Si tratta comunque di un'arma da cavaliere. Ecco, cominciamo ad arrivare a parlare del suo uso tecnico, e i primi manuali che troviamo sono in ambito germanico, e parliamo qui di XIV secolo, del 1300. L'illustrazione è invece di un manoscritto quattrocentesco, ma i primissimi manoscritti tedeschi risalgono al XIV secolo. C'è una tradizione che viene fatta risalire a questo maestro Lichtenauer, e la maggior parte dei maestri successivi, tranne quello illustrato, Taloffer e un paio di altri, si rifanno a questo quasi leggendario maestro Lichtenauer. Ognuno poi lo interpreta a suo modo, quindi troviamo anche tecniche abbastanza diverse fra di loro, che però tutte quante si rifanno a questa figura, che fra l'altro ci ha lasciato probabilmente pochi versi, probabilmente apocrifi e difficilmente comprensibili. Comunque esiste questa tradizione che si sviluppa dal XIV fino a quasi tutto il XV secolo, fino a quando la scuola tedesca non viene soppiantata da quella italiana in gran parte. In Italia il primo manoscritto che abbiamo lo iniziò a scrivere il maestro Fiore dei Liberi, che era friulano, insegnava almeno nell'ultima parte della sua vita a Ferrara, e essendo ormai in età avanzata, e quindi parliamo di una scherma più trecentesca che quattrocentesca se vogliamo, quindi attinente all'ultima parte del XIV secolo e l'inizio del XV, il suo trattato Il Flauto della Toro. Questo è un trattato che ebbe moltissimo successo all'epoca, ne esistevano parecchi esemplari, alcuni sono arrivati fino a noi, almeno 4, 2 conservati in America, uno era conservato in Italia, è sparito ma è stato pubblicato prima di sparire, e quindi lo conosciamo che cosa conteneva, un altro alla Biblioteca Nazionale de Paris ed è in lingua latina. Ecco, quindi questa è la prima testimonianza italiana di un trattato che insegna a combattere con la spada. Nella fattispecie la spada a due mani, che è l'arma più importante per Fiore dei Liberi, ma non solo con la spada a due mani. Tecnicamente c'è un'impostazione molto diversa dalla scuola tedesca. Ipersemplifico per poterlo dire in 30 secondi. Nella scuola tedesca molto spesso si cerca, quando l'avversario ci attacca, si cerca di colpirlo a nostra volta, facendoci in parte schermo con la nostra spada e cercando di anticiparlo. Azione che è un'ottima azione ancora oggi, usata anche nelle sale di schermo sportivo, ma può risultare pericolosa. Fiore dei Liberi in generale cerca di adottare un approccio più prudente. Nel mondo latino-mediterraneo, della costa nord del Mediterraneo, è dai tempi di Senofonte che si scrive che la cosa più importante in un combattimento è portare a casa la pelle. Ferire l'avversario è secondario. Senofonte parla proprio della rabbia, che è da evitare perché spinge a prediligere l'offesa all'avversario piuttosto che la difesa propria. E così questo passa attraverso la romanità, attraverso le tradizioni italiane, ed arriva fino a Fiore dei Liberi, che appunto ha un approccio nel quale prima si para, prima si conserva la propria vita, poi si va a offendere l'avversario.
generalmente. Qui vedete delle illustrazioni dove c'è una tecnica dove contemporaneamente si colpisce la spada e si esegue un calcio in controarticolazione sul ginocchio, una cosa che fa abbastanza male, e vediamo adesso come si arriva a questa cosa. Vi dicevo solo rapidamente, a parte la spada a due mani, nel trattato di Fior dei Liberi c'è tutta una varietà di discipline marziali, quindi abbiamo la daga o pugnale, quindi armato di daga contro armato di daga, la difesa senza armi contro la daga. Vi posso assicurare che non è facile difendersi senza armi contro un pugnale, ma può riuscire. Abbiamo diversi esempi sia in ambito agonistico di queste discipline in cui si riesce a fare di queste azioni che lui mostra, sia anche pratico. Quindi la daga contro la spada e viceversa, bastoni di vario tipo e varie lunghezze usati contro la lancia, l'arma in asta sarebbe una ghiavarina, semplificando comunque simile a una lancia contro un avversario a cavallo, il combattimento a cavallo con la lancia, con la spada e a mani nude, quindi è un'istruzione molto completa. Abbiamo 12 guardie contrapposte, vedete che le guardie sono guardie nelle quali il colpo è caricato. Questo perché con questo tipo di arma, e in particolare tenendo conto che l'avversario potrebbe essere in armatura, anche se non è raffigurato in armatura, dal testo si vede che la possibilità dell'avversario in armatura è sempre tenuta presente. Quindi l'avversario probabilmente in armatura, la spada che comunque ha una certa consistenza, non quanto si crede comunemente, però è comunque un'arma di un certo peso. Parliamo di 2,5 kg, 3,5 a seconda delle tipologie, e quindi il colpo va caricato, però se io carico il colpo mostro all'avversario che sto per colpirlo, quindi io mi presento con il colpo già caricato, in questo modo almeno lui non sa quando io partirò con l'attacco. Ecco, dalla posizione di guardia uno dei due schermitori che avete visto prima parte con un colpo e l'altro va a parare. Questo produce un incrocio delle spade, che il nostro maestro Fiore chiama incrosare. L'incrosare può essere sul debole della spada, sul medio o sul forte. È chiaro che chi parerà cercherà sempre di parare verso il forte, ma vi assicuro che nel combattimento libero può capitare che l'incrocio avvenga sul mezzo della spada, o anche qualche volta si incrociano punta su punta, specialmente quando uno dei due tende ad andare via, ad allontanarsi, e non solo a parare. Da qui nascono tutta una tipologia di azioni diverse, e quindi varie tecniche, controtecniche e seguiti, follow up della tecnica. In alcuni casi questo è un incrociare in punto di spada, in realtà avviene a una distanza maggiore di quella mostrata nell'immagine, più frequentemente, dove ci sono due tecniche possibili, una è questa punta immediata alla gola, quindi vedete un gioco comunque a distanza. Nella pratica, nel combattimento vero, la maggior parte delle azioni si svolgono a questa distanza qui, però nel trattato di Fiore dei Liberi e in generale dei medievali queste tecniche hanno poco spazio, perché i trattati si basano su illustrazioni, su figure, e non è facile mostrare queste azioni con delle figure, quindi ci si va a concentrare sul gioco stretto, sulle prese, per cui dall'incrosare si va per esempio a colpire con il pomolo il volto dell'avversario, quindi guardia, incrosare e azione ravvicinata. Da qui poi si può proseguire andando in presa e gettando a terra l'avversario, azione particolarmente importante se egli fosse in armatura. Quindi abbiamo posizione di guardia, da qui si arriva all'incrociare, uno attacca e l'altro para, uno dei due avanza portando il colpo, avanza ulteriormente e butta a terra l'avversario. Questo è un esempio di quella che può essere una tecnica con il suo seguito anche. Ecco, vi dicevo, il combattimento può essere anche in armatura, ma esistono anche tecniche e armi specializzate, specialistiche,
per il combattimento in armatura, quindi tecniche che non si userebbero senza armatura e spade che non si userebbero senza armatura, che hanno affilato solo la punta, come vedete hanno parti offensive un po' ovunque, che sono fatte per scardinare le piastre, entrare nei punti poco difesi e così via. Questo è visto, il testo va bene. Fiore dei Liberi parla anche di quelle che sono le virtù dello schermitore. Per lui lo schermitore è solo un cavaliere, lui non insegna a chi non è cavaliere, questo lo dice molto chiaramente. E quali sono le virtù dello schermitore? Sono la forza e la velocità, quindi virtù opposte in un certo senso, fisiche. E poi ne abbiamo due invece psichico-morali, l'audacia e la prudenza. E questo ha una lunga tradizione alle spalle. Se guardate nella chanson de Roland ci sono Roland e Olivieri che sono sagesse e prouesse, quindi prodezza e saggezza. Lo stesso Cicerone diceva che i gladiatori devono sapere attaccare con veemenza e ripararsi con cautela, quindi anche questo scorre per i rami. Passiamo a un autore successivo, quindi siamo qui alla metà del XV secolo, alla corte di Urbino. Il maestro di scherma pisano Filippo Vadi scrive un trattato dedicandolo al condottiero e duca Guidobaldo di Urbino dei Montefeltro. Questo è Filippo Vadi e lui si è ritratto. Ecco, l'etica di Vadi è simile a quella di Fiore dei Liberi, la difesa dei deboli. Io ti insegno a combattere perché devi proteggere gli orfani, le vedove e mantenere, diremmo oggi, l'ordine pubblico negli stati. L'elitarismo, ti insegno solo se sei nobile o cavaliere, la differenza per il maestro, quindi tutto un ambito culturale cavalleresco tradizionalista. Troviamo però anche concetti culturali già tipicamente rinascimentali. Per esempio Filippo Vadi ci dice che la scherma non è un'arte, è una scienza, perché si basa su geometria e tempistica e la confronta appunto con la geometria, con la matematica, con la musica. Anche per Vadi la spada a due mani è l'arma più importante. Anche lui ci presenta 12 guardie, per tutti gli autori sono sempre 12, anche nei vari manoscritti del Fiore dei Liberi. A volte le 12 guardie non sono le stesse fra un manoscritto e l'altro, ma sono sempre 12. Notate che qui la spada viene tenuta sempre un po' più avanti rispetto alle guardie di Fiore. Il caricamento è inferiore, la punta tende ad andare più verso l'avversario, la spada si discosta meno. Abbiamo più presente la possibilità di un combattimento anche senza armatura. Anche qui sono tecniche abbastanza vigorose, c'è sempre un fair play cavalleresco, un rispetto dell'avversario, ma non ci sono azioni proibite. Si entra in due con la stessa arma, con la stessa armatura, eventualmente in uno steccato, uno esce, uno no. Dentro tutto è possibile. Ecco, il trattato di Vadi dal punto di vista della forma ci presenta un'innovazione importantissima, una grande parte di testo che non trovavamo in Fiore dei Liberi, un testo molto esteso che spiega le tecniche di combattimento. Vedete qui un esempio dove si parla del mezzo tempo di spada, oggi nella scherma sportiva si direbbe un'uscita in tempo, che viene descritta e lui manifesta anche la difficoltà di rappresentarla con parole, per chi sa che cos'è chiaro il concetto. Ecco, fra i successori di Vadi abbiamo Pietro Monte che scrive in latino, faccio solo un accenno perché non si sa se è italiano e quindi essendo il tema la tradizione della spada a due mani in Italia andiamo anche abbastanza en passant, però è stato un personaggio importante nel Rinascimento, a cui lui presente dalla corte di Urbino, elogiato dal Castiglione nel Corteggiano. Anzi, il Corteggiano sarebbe il libro mancante fra quelli di Pietro Monte, perché il mestiere del corteggiano è il mestiere delle armi e Baldassare Castiglione dice bene, tutto il resto ve lo dico io, l'oggetto principale della vostra vita ne parla Pietro Monte, trattato in latino e ci sono diversi capitoli anche sulla spada a due mani, non comprensibilissimi a mio parere.
Poi importantissimo nella storia della scherma e della spada due mani in particolare Achille Marozzo. 1536 parte la prima versione dell'opera di Achille Marozzo, che sarà ristampata moltissime volte nel corso del 1500 e anche nel 1600. Veniva considerato il fondatore della scherma, invece in realtà abbiamo visto che c'è una lunga tradizione alle spalle di questo maestro. Insegna anche lui diverse discipline, di cui ne vedete qui alcune, con la più grande varietà di armi, e facendo un brevissimo collegamento alla presentazione di domani, vedete che abbiamo molto l'uso degli scudi, il che ci ha aiutato a interpretare molte cose della scherma dei greci e dei romani, perché ci sono dei parallelismi abbastanza stretti, senza andare a ipotizzare una relazione diretta, però le armi sono simili e le tecniche che si trovano spesso anche. Ecco, la spada a due mani occupa tutto un libro, il Trattato di Marozzo, e le guardie sono divise in alte e basse. Qui le animazioni funzionano, va bene. Un esempio, qui vedete scritto, ci sarà poi nel paper modo di inserirlo, una tecnica che è una tecnica, anche questa in punta di spada, dove non vado mai a contatto con l'avversario, ma gli faccio delle finte, lo traggo in inganno, lo provoco a tirare dei colpi e lì riesco a averne ragione. Mentre invece qui nel terzo assalto, il secondo assalto è gioco misto, il terzo assalto prese di mezza spada sono tecniche simili a quelle di Fiore di Libero. Infatti qui vedete un colpo di pomo sul viso come quella che abbiamo visto prima illustrata. Abbiamo poi degli altri epigoni come Giacomo di Grassi nel 1570, qui ormai la scherma di punta comincia a essere troppo importante e quindi si usa, questo è quasi più uno sporco trucco che si lascia la spada con la mano destra e con la sinistra si spinge una punta. Francesco Alfieri è l'ultimo che si occupa della spada a due mani, ormai di enormi dimensioni, usata per tranciare le picche in battaglia, e la cosa particolare è che tratta molte azioni di base come molinelli e passi, colpi di base, i fondamentali dell'arte che i maestri più antichi disdegnavano abbastanza di trattare. Poi c'è brevissimamente un mistero: nel 1800 nell'esercito italiano si insegnava il bastone a due mani, come vedete qui, come esercizio ginnastico per aumentare la destrezza dei soldati. Ci sono rappresentanze abbastanza impressionanti con guardie di Marozzo e esercizi di base che faceva Alfieri nel 1640. Anche qui non so se sia lecito ipotizzare una discendenza diretta, ma certo è impressionante. Dopo il bastone militare non troviamo più nulla, è la fine della disciplina italiana della spada a due mani, forse no, noi stiamo cercando di mantenerla viva. Se ho 30 secondi ho 10 video da 10 secondi l'uno, posso? Assolutamente. Vediamo se parte. Ecco, qui vedete tecniche di Marozzo studiate in palestra oggi, martedì per la precisione. Questa è una sala a Cesena. Materiale plastico. Qui invece è combattimento libero. Vedete che le azioni che i due svolgono assomigliano abbastanza a quelle che facevano nei loro esercizi. Non sono quasi mai identiche, ma gli stessi principi, gli stessi angoli, le stesse parate e risposte. Vedete? Qui si impegna in alto, poi si scende in basso, come nella tecnica che studiavano prima. Mentre invece con una spada più corta di tipo medievale succede più spesso di andare a finire in quello che è un gioco stretto. Come vedete la spada è più corta, si sta a una distanza minore anche di quella che si prende con una spada a una mano, perché impugnando con le due mani ci si trova più vicini. Ed ecco che si va in presa, si blocca l'arma dell'avversario e si va a colpire in questo modo. Bene, vi ringrazio per la pazienza. Bella comunicazione, soprattutto per aver dimostrato come una capacità di lettura dei documenti è efficace anche dal punto di vista pratico
Ora c'è i prossimi relatori verranno